Arriva la primavera, è tempo di grande ciclismo e riparte con una presentazione in grande stile il team Marchiol Pasta Montegrappa Oro Gildo, top team del panorama ciclistico dilettantistico giovanile e nazionale. Ma quali sono gli obiettivi della squadra di San Polo di Piave per l'anno 2010? Ce ne parla Roberto Cendron, direttore sportivo team Marchiol Pasta Montegrappa Oro Gildo. Per noi trevigiani la Popolarissima, che arriva tra 4 domeniche, è chiaramente il nostro mondiale, il mondiale dei trevigiani, e poi via via, visto che organizziamo anche la settimana tricolore, ci piacerebbe metterci una mano. Ed è proprio questa la novità. Marchiol Sport organizzerà la Settimana Tricolore 2010, una 9 giorni di gare ospitate interamente sulle strade della Marca trevigiana dal 19 al 27 giugno. Il regista della manifestazione, Gianpietro Forcolin, ci spiega cos'è la Settimana Tricolore. La Settimana Tricolore è l'evento clou della Federazione Ciclistica Italiana, creato nel 2001 per la prima volta, e da allora è stata una posizione itinerante per tutta l'Italia. È stata la volontà dell'allora Presidente creare una serie di gare e riunire in un'unica località tutte le categorie agonistiche federali. Un grande evento sportivo, reso possibile anche grazie al sostegno di aziende e gruppi privati. Sentiamo a proposito 2 finanziatori della Settimana Tricolore, Olieve Doimo di Doimo Salotti e il presidente di Credito Trevigiano Nicola Di Santo per le banche di credito cooperativo della provincia di Treviso. Abbiamo deciso per il ciclismo perché il ciclismo ha in sé dei valori per noi molto importanti, quale la serietà, la forza, la determinazione, che sono dei valori che sono molto vicini alla nostra azienda. Un'iniziativa che va a coinvolgere tutte le realtà di questa bellissima marca, soprattutto perché riguarda uno sport sano, uno sport puro come il ciclismo, che vede impegnati tantissimi giovani con forza, caparbietà, tenacia e tanto sacrificio. Ecco, noi vogliamo valorizzare questi giovani che vogliono impegnarsi nello sport. Cronache dal primario affronta in questa puntata anche l'annosa questione degli OGM. Il via libera europeo alla loro coltivazione in Italia ha ottenuto reazioni negative decise. Non vogliamo che i nostri territori, che si fondano sulla biodiversità e il rispetto dell'ambiente, siano contaminati da organismi che rischiano di avere impatti devastanti sull'intero ecosistema e di inquinare un'agricoltura ricca e diversificata come la nostra. Lo ha detto il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Luca Zaia durante la conferenza stampa del 3 marzo presso il Ministero, all'indomani della decisione della Commissione europea di dare il via libera alla coltivazione della patata OGM Amflora. Dal Ministero si ribadisce quindi la ferma contrarietà agli organismi geneticamente modificati. La decisione è di muoversi in tutte le direzioni per far sì che gli OGM non attentino alla nostra agricoltura identitaria. Per questo avvieremo la procedura per richiedere la clausola di salvaguardia con cui bloccare la commercializzazione e la coltivazione di questi prodotti nei nostri territori, dicono ancora dal Ministero. Si valuta anche l'ipotesi di un referendum per consultare i cittadini. Il volere del popolo è sovrano e a noi risulta che la stragrande maggioranza degli italiani è contraria agli OGM, conferma il ministro Zaia. E a chi dice che gli OGM risolverebbero la fame nel mondo? Una favola odiosa. Il problema non sono le politiche di aumento di produzione, bensì servono politiche per far sì che il cibo arrivi alle popolazioni più sfortunate del pianeta. Tra l'altro, la produzione degli OGM è destinata per lo più all'Occidente obeso, non certo a quella parte del mondo che muore di fame. Se gli OGM sono un problema aperto, c'è una questione che si è chiusa positivamente in queste ore. È quella che riguarda i cosiddetti mercati degli agricoltori o farmer market. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il DDL recante le norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti dalla filiera corta e di qualità. Si tratta di una grande modernizzazione per tutto il settore primario e per accorciare la filiera. Azione indispensabile sia per la diminuzione dell'inquinamento, anche questo è il chilometro zero, che per abbassare i costi per i consumatori, che potranno continuare ad acquistare certi della garanzia, della stagionalità e della vicinanza dei prodotti sul banco dei farmer market. Buone notizie infine per la mela della Valtellina, che ha ottenuto il marchio IGP.
Con questo riconoscimento il nostro paese ha ben 197 prodotti certificati. La mela di Valtellina IGP è l'ulteriore dimostrazione della capacità dei nostri agricoltori che hanno saputo mantenere negli anni tecniche di coltivazione nel rispetto e nella tutela delle vallate e delle montagne, riuscendo a comunicare ai consumatori la qualità delle loro produzioni. Ed eccoci con il sindaco di Farra di Soligo. A loro il compito, a voi il compito di chiudere questo ciclo di convegni parlando di economia sostenibile. Con voi ci saranno tutti i comparti economici trevigiani e l'agricoltura verrà valutata proprio da questo punto di vista, tra criticità nell'uso di agrofarmaci e invece le possibilità che la nuova agricoltura può fornire da un punto di vista economico. Dobbiamo difenderci da questi abusi della chimica in agricoltura. Senza la chimica probabilmente non si riuscirà a produrre, però il fatto di controllare gli abusi della chimica ormai è diventata una cosa indispensabile. Ci sarà anche una ripercussione dal punto di vista economico, nel senso che il mercato, i costi saranno un attimino diversi, per cui bisogna anche venire incontro al mondo agricolo, perché non si può solo chiedere, obbligare dei cambiamenti, però bisogna anche essere riconoscenti che a chi si adegua a questi cambiamenti, e penso tutti, dovremmo dare anche un tipo di riconoscimento diverso. A proposito di riconoscimenti, stiamo parlando del territorio che ha intrapreso l'iter per così tutelare e iscrivere le colline del Prosecco come patrimonio UNESCO. Anche questo fa parte di un rilancio economico, perché indubbiamente avrà delle ripercussioni in questo tipo di certificazione, diciamo così. Bisogna che oltre ad avere degli aggravi dal punto di vista della coltivazione vera e propria, anche questa manutenzione porterà dei costi ulteriori al mondo agricolo, per cui io sono propenso a trovare una soluzione anche di questo tipo, in modo che è tutto bello, tutto va preservato e diamoci una mano tutti insieme. Sindaco Nardi, noi la ringraziamo per essere stato con noi, ci vediamo insieme al prossimo servizio di cronache trevigiane e poi chiuderemo in bellezza, andremo a conoscere il terzo sindaco coinvolto, San Pietro di Feletto, e faremo 2 chiacchiere con Lega Ambiente.